Combattuta su un campo molto molto pesante, è stata una battaglia, due squadre che si sono affrontate cercando di superarsi. Credo che comunque tutto sommato alla fine la vittoria sia meritata, non abbiamo assolutamente rubato niente, anzi la squadra ha tenuto molto bene il campo, sono stati bravi anche nella gestione della superiorità numerica. Se proprio devo trovare una pecca è stata quella di non averla chiusa, di aver rischiato fino alla fine. Però oggi sono stati bravi nel momento di difficoltà, comunque sono stati anche tranquilli e lucidi nella gestione della palla. Cosa vi è mancato? Mi piace sottolineare quello che ho fatto la scorsa settimana, l'ho sottolineato in negativo, il discorso dell'atteggiamento, ma non l'atteggiamento perché si è stato superficiale, l'atteggiamento del capire che siamo in trincea. In trincea, quando si è in trincea, i dettagli fanno la differenza, quindi sapersi difendere, saper leggere le situazioni, che in settimana lavoriamo, teniamo alta l'attenzione. Quindi sicuramente l'atteggiamento della squadra molto responsabile su quello che era l'avversario, quello che era il campo, come dover vincere. Oggi sapevano come dovevano vincere. Il rammarico è l'attenzione sul fallo da non fare lì, in quella situazione che non si fa fallo, si è in anticipo, non si va a duello, si è in anticipo sulla palla, la palla si fa scorrere la palla, o si butta nel canale la palla, perché nel pregare ho detto quando c'è da buttare la palla nel canale è amico nostro, nel canale c'è la mano. E questa è l'unica rabbia che ho, però sinceramente ragazzi oggi questa è la strada per stare in trincea, la strada giusta per poter uscire vittoriosi. Questo lo voglio rimarcare perché la scorsa settimana ero stato duro, ma da domani continueremo, saremo al campo con la testa a Siena e con la testa su questa prestazione perché ci ha dato, ecco, ho visto una squadra responsabile, non ho visto una squadra ballerina, una squadra bella e non pratica, no, ho visto una squadra pratica, una squadra che ha tenuto il campo contro un avversario che in 2 ripartenze ci ha creato delle difficoltà al primo tempo, altrimenti davvero siamo riusciti a fargli creare poco la squadra importante. Noi abbiamo
abbiamo fatto e fatto male in quello che noi sapevamo che dovevamo fare. Un'Olbia che non deve avere insomma, timori referenziali, deve giocare senza tanti fronti. Sì, infatti, ma soprattutto oggi c'era da trovare i propri fronti perché era una squadra con un modulo che comunque dentro il campo aveva più superiorità numerica, quindi tu dovevi essere verticale perché il campo era quello che era e vincere quei duelli, le seconde palle. Forse 10 minuti il primo tempo arrivavamo tardi su qualche situazione di lettura che avevamo preparato, però fin quando non entra in campo qualche interprete per trovare le misure, le dimensioni del ruolo, le misure del ruolo, vai un po', è giusto magari trovarlo, però si è stato attenti, quindi adesso la testa va subito a una gara dove incontreremo una squadra di ritmo e noi dovremo affrontarla con ritmo, noi abbiamo ritmo e dobbiamo affrontarla. A quanto pare no, non è servito perché alla fine siamo riusciti a recuperare un pareggio pari a passi così. Noi abbiamo fatto comunque la nostra partita, abbiamo fatto una buona gara, siamo stati sul pezzo dall'inizio fino alla fine. Meritavamo qualcosina in più, però magari anche la fortuna in questo momento non è dalla nostra parte, ma noi dobbiamo fare questo tipo di partita e non mollare fino all'ultimo minuto per poi cercare di portare a casa i punti. Oggi secondo me meritavamo qualcosina in più. Che cosa non funziona? Che non funziona niente, magari in questo momento, ripeto quello che ho detto prima, non ci sta girando come deve girare. E poi noi ovviamente dobbiamo dare sempre di più. Dobbiamo pensare partita dopo partita, dare il 100%, se non il 110% per cercare di portare a casa comunque i punti che servono per salvarci. Però in questo momento secondo me non ci sta neanche girando tanto bene. Sull'1-0 avete avuto paura di vincere, no? Eh sì, la sensazione era quella, io dal campo la mia sensazione era quella che potevamo portare a casa i 3 punti. Poi alla fine un episodio alla fine ha deciso il pareggio. Quindi la sensazione mia dal campo era quella di portare a casa i 3 punti. Che cosa vi manca ancora? Io faccio giocatore con l'allenatore, io penso che in questo momento un pizzico di fortuna in più magari ci manca. Quello ci serve, in questo momento ci serve. Poi la fortuna ovviamente ce la dobbiamo cercare, e noi la stiamo cercando, quello è sicuro. Tu l'hai cercato, tipo Chiesa, Sì, anche perché il campo era un po' così, quindi ho cercato di mettere la palla sul secondo palo alla fine. Considerando che c'era mossa fuori, dai. Sì, il portiere non l'ha vista partire per quello. Sì. Grande.
No, però volevo dire che oggi ha detto molto bene, il Cassino ha fatto una buona gara e il campo purtroppo non ci ha agevolato a noi perché siamo una squadra, come ha detto lei, che giochiamo palla a terra, però poi la cosa bella che mi è piaciuta è che abbiamo cambiato pelle, perché dal giocare bene abbiamo lottato, abbiamo creato anche qualche occasione da gol, abbiamo fatto un bel gol, però come hai detto tu il risultato poteva starci anche un pareggio, però devo dire che la squadra, tolto qualche occasione che ha creato il Cassino, si è mossa veramente molto bene e volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono entrati e che mi hanno dato una grande mano, ma hanno dato una grande mano a se stessi, perché quando entri devi far bene. Che purtroppo l'avevo recuperato oggi, ma è dovuto riuscire di nuovo, ho Pinna che è ancora fuori, però siamo sempre andati avanti a giocare con quelli che avevo e abbiamo fatto sempre anche delle ottime prestazioni. Abbiamo perso delle partite come domenica scorsa, che non sto qui a ripetere quello che è successo, però a volte gli arbitri vedono, non A vedono. proposito, mister, chiaro che è antipatico parlare. Sono entrato sugli arbitri perché sapevo della domanda. La domanda sicuramente te l'avrei fatta, Sì, ma sì. non vuole con giudizio, No. per carità, perché conosco e capisco i ruoli che ognuno di voi deve tenere. Però francamente siamo una terna arbitrale che un tantino noi diciamo che si è osservato ci ha lasciato a desiderare. Ci sono stati 3 episodi diciamo inficiati, no, da sospetti di cui gente. Lei su questi 3 episodi qualcuno forse meritava il penale. Io posso dire che ho visto quel tiro che l'ha presa addosso, però aveva credo che avesse le braccia attaccate al corpo e il rigore non l'ha dato. Poi altre cose bisogna vedere, Sì, perché no. io domenica scorsa ci hanno annullato 3 gol alla Padonese. Siamo andati a vedere 2 gol regolarissimi. 2 gol regolarissimi. È normale che tu te lo guardi in televisione, lo blocchi e vedi la posizione. Loro purtroppo devono decidere In decimi di secondo. e tenendo l'80% della squadra ero partito dicendo che volevo vincere il campionato e le dico che lei sicuramente ha seguito anche l'anno scorso il campionato del Cassino e c'erano state molto più forti di questo girone qua, molto più concrete, molto più forti. E quest'anno, vedendo anche il girone, ho detto possiamo giocarci qualcosa di importante. Non ho messo in cascina i 2 mesi e mezzo che ho giocato senza attaccanti. Io avevo 4 attaccanti forti, l'avete visti anche oggi, fuori, e ho dovuto giocare con i giocatori che mi hanno dato moltissimo e li ringrazio perché si sono adattati, sono giocatori molto giovani. Siamo andati con la Palmese, a Parma Campagna avevamo vinto la partita 3-1 e lo stesso abbiamo vinto Dante. Perciò la forza della mia squadra c'è e l'abbiamo dimostrato anche oggi, passando da giocare bene a soffrire, però lottare fino alla fine per un risultato.
squadra ha fatto una gran partita, sia il primo tempo che il secondo tempo, giocata con un livello tecnico importante. E purtroppo giocavamo contro una squadra molto quadrata, non era facile trovare gli spazi, li abbiamo cercati con molta pazienza. Quando abbiamo trovato il gol la partita andava chiusa. E purtroppo su un episodio avevamo preso il gol dell'1 pari su un errore. Abbiamo avuto la palla per il 2-1 e nel calcio ci sta anche sbagliare solo davanti al portiere. Peccato perché onestamente secondo me meritavamo qualcosina in più da questa partita. Ma il campionato sarà questo fino alla fine, dove per salvarti bisogna lottare, bisogna far punti dappertutto, non è facile mai. Domenica sarà un'altra di quelle partite molto difficili contro un avversario che ha tanta qualità, molto carattere. Non sarà facile per noi, ma non sarà facile per nessuno salvarsi. Siamo in tante e in tanti dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. Ma no, guarda, il primo tempo abbiamo creato 2 o 3 situazioni importanti, non ci hanno dato un rigore enorme per un fallo di mano. Secondo tempo abbiamo avuto la situazione del gol, subito dopo abbiamo avuto la situazione del possibile raddoppio, c'è stato annullato un gol per fuorigioco che onestamente vorrei rivederlo. Visartena a 12 partite ha fatto 10 risultati, ha perso 2 volte 1-0 contro Sorrento prima in classifica e Paganese prima in classifica, non meritando tra l'altro, quindi parliamo di una squadra che è in gran salute. Oggi il nostro portiere sostanzialmente non ha preso un tiro in porta. Abbiamo preso gol su una situazione di un infortunio abbastanza clamoroso da parte sua, però penso che la partita la squadra l'abbia fatta con gran carattere, l'ha fatta per vincere, con grande qualità, mostrando trame di gioco importanti, perché si sono viste delle belle cose. Onestamente è una delle partite che a livello qualitativo mi è piaciuta di più dei miei ragazzi, non gli posso rimproverare niente. Poi nel calcio devi accettare anche di non vincere una partita che magari meritavi, però in questo momento facciamo 4º risultato utile consecutivo, abbiamo fatto 2 punti in più rispetto al girone d'andata e per noi che arriviamo da un girone d'andata fatto non benissimo, comunque sono punti importanti. Ci teniamo là con tutte le squadre vicine, poi dovremo essere bravi a dare lo strappo nel momento giusto e comunque a continuare su questo trend, perché comunque la continuità in questo campionato è una cosa fondamentale. Ma i ragazzi non possono rimproverare niente. 2 minuti prima di iniziare la partita si è fatto male Moi, dopo 20 minuti si è fatto male Villa, e Vesi a casa con la pubalgia che non riesce a camminare. Abbiamo giocato con 4 under sulla linea difensiva, ragazzi che l'anno scorso non vedevano il campo e ora fanno i protagonisti in un campionato importantissimo. Per noi queste sono grandi soddisfazioni. Poi è ovvio, c'è da migliorare qualcosa, ma c'è anche da dargli i giusti meriti, perché anche oggi hanno fatto una partita importante. Sì, sicuramente lascia l'amaro in bocca. È un peccato perché eravamo andati in vantaggio, abbiamo assaporato i 3 punti, però è andata così. È una stagione un po' complicata che ci fa soffrire fino alla fine, quindi niente, dobbiamo stare là sul pezzo e lottare sempre, sbagliare sempre meno, perché alla prima occasione veniamo puniti. Ma sicuramente il punto non lo buttiamo via e ce lo prendiamo e ce lo teniamo anche stretto. La vittoria di domenica comunque a Pomezia ci ha fatto bene, stiamo dando continuità. È ovvio che domenica sarà una partita difficile, un derby. Loro sono una squadra forte che gioca bene, con giocatori importanti. Non sarà facile perché anche loro comunque lottano come noi per i play-out, per una zona di bassa classifica, quindi insomma sarà molto difficile, ma noi cercheremo di fare la nostra miglior partita perché dobbiamo portare qualcosa a casa. Sì, è vero, all'inizio è stato molto complicato e i risultati poi non erano totalmente inaspettati, quindi è stato molto difficile risalire. La squadra comunque è consapevole di essere una squadra forte, però non abituata anche magari a questa zona di classifica. Però anche ultimamente, ma già dal fine del girone d'andata abbiamo iniziato anche ad avere qualche risultato, quindi questo ti dà fiducia, ti dà morale e ti spinge a fare bene, quindi insomma restiamo fiduciosi e speriamo bene per domenica e si vedrà.
Sì, una partita bella, vivace, giocata fino al 95esimo. Dispiace per il gol subito perché è un gol su una situazione dove non dovevamo uscire così. C'è stato l'errore, come abbiamo sbagliato ci hanno subito fatto il gol. Ma sotto l'aspetto dell'impegno, della grinta e della volontà, io ai ragazzi sinceramente non posso dire assolutamente niente. Poi l'errore tecnico, l'errore può succedere a tutti, noi siamo una squadra giovane e può succedere. Dispiace che al primo proprio errore su un'uscita sbagliata abbiamo preso il gol. Abbiamo avuto la reazione, hanno combattuto, impegno 10 e lode e ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Merita di essere rivisto il gol di Alto Laguirre? Sì, ha fatto un gol dei suoi, ne ha sfiorato un altro, ma Alto Laguirre, come ho detto già l'altra volta, non è che sta facendo bene, di più. È un ragazzo che si sacrifica per la squadra, lotta, gli capita la palla, fa gol. Non molla mai, c'è soltanto da fargli complimenti. Oggi ha trovato questo gol stupendo e sono veramente contento per lui perché se lo merita pure per l'impegno come tutti gli altri che mettono in settimana. Sì, momento difficile per le squadre che stanno in testa, per noi può succedere perché siamo una squadra che siamo partiti per salvarci, perciò può succedere 2 o 3 partite come abbiamo visto di tutte le altre squadre che stanno sotto a noi, che questi venivano da 4 sconfitte. Per quanto riguarda la reazione non avevo dubbi perché pure al primo tempo se esaminiamo la partita, tranne quell'errore clamoroso che abbiamo fatto su un giocatore, siamo usciti in 3, finiva 0-0 e può darsi che portavamo a casa il risultato pieno, tocca vedere se poi noi segnavamo, però sotto il livello dell'impegno è una cosa che io ripeterò sempre, fino ad oggi dal 25 luglio a questi ragazzi non si può dire niente. Poi il gesto tecnico, l'errore che capita e succede, noi continueremo a lavorare in settimana, cercheremo di limare i nostri errori e andiamo avanti domenica dopo domenica. Come abbiamo visto pure oggi, dispiace, come dico sempre, perché le partite in casa le vorrebbero vincere tutti, ma oggi c'erano 3 scontri diretti, mi sembra che sono finiti tutti e 3 1-1, compreso il nostro. Sì, la vittoria, noi giochiamo sempre per vincere, però alla fine il punto muove tanto. Faccio un esempio per la partita che abbiamo perso con l'Uri, anche se siamo rimasti in 9, mettete un punto in più in quella partita e vedete la classifica come sta l'Ilva Maddalena adesso, per una partita. È un campionato così, si può vincere, si può perdere, la maggior parte, oggi tutti i scontri diretti sono finiti alla pari. Il Nola all'ultima possibilità che poteva riagganciarsi al treno, diciamo, perché il campionato è ancora lungo, mi sembra che ha pareggiato. Il Cosse ha pareggiato con la Vissartera, noi abbiamo pareggiato, sono tutte, poi le altre partite poi non lo so come sono finite, però è un campionato che vince chi sbaglia di meno. A volte si sbaglia una volta, si prende il gol, ripeto, visto noi oggi, ma la squadra ha avuto la reazione e ai ragazzi non si può dire niente. Erano dispiaciuti per loro ma hanno dato tutto, perciò c'è solo secondo me da battergli le mani. Hai detto bene, si sono subito calati nella realtà, si stanno impegnando, Don Galà è un po' indietro di preparazione ma lo sapevamo, infatti si sta allenando la settimana aggiungendo qualche esercitazione in più per riprendersi, abbiamo visto di spunti ce l'ha, ancora è un po', non è tanto mobile però le giocate ce l'ha. Cavaiola sia da domenica a Caserta oggi è subentrato, domenica ha giocato, penso che abbiamo visto che essendo un 2004 è un buon 2004. Contento por el gol, contento perché abbiamo iniziato una partita difficile, abbiamo iniziando con un gol in contro, una partita difficile che abbiamo con molto lavoro abbiamo fatto il nostro gol e abbiamo fatto un punto importante. Il gol tutto merito tuo? No, ha calciato un bel cross e io devo essere lì in quella posizione e per fortuna l'hai preso bene e hai fatto un bel gol. Sì, certo, è sempre importante lavorare al massimo, fare tutta la partita. Oggi
i ragazzi hanno fatto un sforzo importantissimo e abbiamo preso un punto che dopo le 2 sconfitte è importante non perdere e muovere la classifica, e un punto per noi è importante. Sì, è importante per l'attaccante, per il punta è importantissimo fare gol, ma io provo prima di fare il lavoro per la squadra, sappiamo com'è la posizione in classifica che siamo, dobbiamo lavorare tutti i giocatori per fare i punti per raggiungere l'obiettivo che è la salvezza. Sì, certo, per noi in casa è importante vincere, se non si può vincere almeno non perdere. Oggi abbiamo provato il primo tempo di fare tutto quello che abbiamo allenato nella settimana, la partita un po' diversa da quello che pensavamo noi, non hanno fatto il gol prima loro e dopo il secondo tempo abbiamo provato di fare i pari e di vincerla, ma bueno, solo abbiamo potuto fare i pari.